Oggi si inaugura la panchina rossa anche qui a Porta di Ponte, un'iniziativa curata dal vostro assessorato al Comune di Agrigento. Perché, Assessore, il senso di questa manifestazione di oggi? Il senso della manifestazione è molto semplice ma grandemente significativo: la lotta alla violenza contro le donne. È un fenomeno che ormai è dilagante, è un fenomeno che ci sta impegnando su tanti fronti. È giusto dare un segnale tangibile, un segnale visibile, un segnale che sia di monito e che sia di segnale per tutti. La panchina rossa è un'iniziativa nazionale, tante città hanno aderito, Agrigento ha voluto aderire anche in questa occasione e stiamo facendo penso un servizio alla città, nel senso che proprio nel centro della città c'è un segnale che va rivolto a tutti. Noi abbiamo delle statistiche che dal 2005 al 2015 in 10 anni sono state uccise più di 1200 donne e la Sicilia ha un suo primato, infatti è la quarta in classifica. Però dobbiamo dire che tutto il territorio italiano è interessato dal fenomeno, quindi il fenomeno è trasversale sia per territorio che per classi sociali, per cui la gente si deve sensibilizzare e deve cercare di denunciare, non deve essere indifferente quando si accorge di qualche atto di violenza che viene perpetrato nei confronti delle donne, anche se minimo, perché si inizia da uno schiaffo e si arriva poi al femminicidio. Gaetano Vella è l'artista che ha creato la panchina. Sì, diciamo che ho appreso, ho accolto l'invito dell'associazione, anche dell'assessore Riolo, a seguire questa decorazione, insomma questo intervento artistico in questa panchina, anche perché appoggio comunque sia questo che anche altre iniziative, anche in passato, e sono contento anche di questa cosa. Nella doppia veste di Presidente della FIDAPA, ma anche come dirigente scolastica della scuola, ha ritenuto di portare anche una rappresentanza per questa iniziativa sicuramente di grande importanza. Assolutamente sì, quando si parla di lotta alla violenza di genere chiaramente i primi candidati alla formazione sono le nuove generazioni, pertanto la scuola non può che essere presente. In qualità di presidente di un'associazione che promuove un movimento di opinione quale la FIDAPA, che promuove la condizione femminile, non potevamo esimerci dal sostenere l'iniziativa dell'amministrazione comunale, nella convinzione che ancora oggi purtroppo la società è connotata da modelli comportamentali fondati su un'eccessiva competitività probabilmente, che genera e anche gerarchizzazione dei ruoli, che generano una grande frammentazione sociale. Pertanto partecipare alla sensibilizzazione su queste tematiche è sicuramente un momento di contributo al territorio ed è quello che noi come scuola e come associazione vogliamo dare in questa giornata. Agrigento avrà un altro simbolo contro la violenza sulle donne, quindi un altro modo per far sì che la gente si ricordi che le vittime di femminicidio, di violenza intrafamiliare ci sono anche ad Agrigento, quindi il no alla violenza si può dire in tanti modi, anche questa mattina con questo segnale importante che è la panchina, che è un semplice strumento, diciamo, che tutti utilizziamo, ma che da oggi in poi ci porterà a riconoscere che c'è un problema anche nella nostra città.